questa protesta spontanea, siamo qui a 2 passi da Palazzo Madama, Piazza delle Cinque Lune, c'è un cordone delle forze dell'ordine che non li fa accedere in Corso Rinascimento. Qualcuno vuole parlare con l'aria che tira in diretta? Volete far sentire la vostra voce? Perché state scioperando? Ma perché devi parlare con me? No, state in diretta? Siamo in diretta, ma io non parlo con la stampa in diretta. Per quale motivo? Perché non mi fido della stampa italiana. È amico di Di Maio. In diretta ha detto, posso dire quello che mi pare? È un amico di Di Maio, praticamente. Chi? Dicono. Io sì. No, amico di Di Maio. Io sono amico di quelli che non parlano con la stampa. Perché non raccontate mai la verità? Ma lei ha la possibilità adesso in presa diretta di dire tutto quello che vuole. Guardi, fammi parlare con questo signore però, fammi parlare. Come si chiama questo signore? Passa la conduttrice. Sì, dai. Come si chiama? Salve, buongiorno, lei come si chiama? Sì. Io Cesare. Ciao Cesare. Allora Cesare, Ciao. Mirta Merlino, molto piacere. Cesare, lo sai che per una protesta che si fa in piazza avere invece la possibilità in televisione di spiegare ai cittadini cosa si sta facendo è una grande opportunità? Mi stai cercando di convincere? Io non ti sto mi cercando di convincere, ti vorrei spiegare qual è la funzione della stampa. Nessuno. Sì, la funzione della stampa sarebbe quella di intervenire e raccontare la verità. Se ieri sera avete detto che eravamo in 300 quando eravamo in 3000, mi pare che la stampa non dice la verità. Ma tu capisci che la bellezza della telecamera è che adesso noi vi vediamo lì, sappiamo quanti siete, sappiamo cosa dite perché lo direi con la tua viva voce, quindi io non potrò in nessun modo cambiare quello che tu dici in diretta televisiva davanti a centinaia di migliaia di persone. Perché siete lì? Allora che tu hai fatto? Cascate dentro sta trappola? Dimmi, fammi la domanda. Ma è una storia pazzesca! Cesare, perché siete lì? Perché ci sta passando un decreto legge truffa da un partito, voluto da un partito che è spaccato in 3 e non si riesce a capire perché risponde alle logiche del popolo o alle logiche delle lobby che spingono per far passare questa legge che di fatto legalizza tutti gli abusivi d'Italia. Secondo te perché stiamo qua? Perché io ho una licenza, l'ho comprata questa licenza, me l'hanno regalata e c'è la gente che ha 20 anni, 25 anni da mutuo per poter lavorare ha fatto questo mutuo e sta cercando di pagarsi. Se passa il decreto legge un abusivo qualunque diventa legale. Non è giusto, ecco perché siamo qui. Hai capito? Allora, perfetto, Cesare, molto chiaro. Faccio rispondere Simona Malpezzi, Partito Democratico, perché ho il sospetto che il partito... Ma per carità, ma andare al cinema quella! Deve andare al cinema, deve parlare! Che partito è questo? No. Ma lo devi spiegare! Da chi risponde sto partito? Alle logiche del popolo? Ce lo spiegherà Simona Malpezzi, Cesare. Che parla parlare? Tanto a me non mi interessa quello che dice la Simona. Vabbè, a me sì, la sento io, allora non ti preoccupare, me la sento io Simona Malpezzi. Va bene, prego. Dice una cosa molto chiara, Cesare, dice, noi dicendo i nostri soldini privati per lavorare abbiamo fatto spesso dei debiti e dei mutui, adesso queste nostre licenze, se passa l'idea che tutti possono fare i tassisti, non valgono più niente, sono carta straccia. No, non è esattamente così e penso che Cesare lo sappia perché... Lo sapevo io! No, Cesare, io guarda, siccome in piazza Cesare... Siete abusivi, non potete governare, il partito vostro non può più governare, perché non rappresenta più nessuno. Mi piace che non voleva parlare Cesare. La mattina alla sera rompete, se non ne parla chi lavora. Allora, al di là del fatto che io... Basta. Perché può lavorare? Ma devi spiegare, io per fare il tassinato ho bisogno di una licenza. Okay. Uber ce l'ha le licenze? Allora, no, e allora per farti ma è tanto semplice, lui che ammazza. Cesare, fai rispondere. Cesare, però voglio chiederti una cosa. Fai rispondere, Cesare. Cesare, ti faccio io una domanda e te la faccio appunto in diretta. Questo articolo o emendamento del mille proroghe, che cosa cambia la situazione attuale? La realtà di oggi, no? Cosa cambia?
Come cambia? Legalizza tutte le licenze di fuori Roma. Essendo un milleproroghe, cosa cambia? Aggiunge qualcosa che oggi non c'è? Io perché volevo cascare? Ma hai fatto la domanda, te devo rispondere. Se no parli te. No, hai fatto la domanda, poi che te l'ho risposta. Precisa, ci ho detto cosa cambia al momento. Te lo dico io cosa Cesare cambia. dopo oggi farà il cinema, quindi non ha più bisogno della licenza. Lo chiama Verdone sicuramente dopo stamattina. Va bene. Allora, ti sto dicendo, mi devi far parlare, parlo più. Allora, mi devi spiegare, hai fatto la domanda e do una risposta. Sì. Posso? Prego. Allora, che ti avevo detto io all'inizio che era una trappola, perché questi con le chiacchiere ci fanno camminare i treni, perché molti dicono ma è un milleproroghe, ma sti cazzi del milleproroghe, tu lo puoi chiamare come da pare, io so solo che qui non c'è state più a Cavignette, siete un partito che ormai non rappresenta più i lavoratori, possiamo provare, non rappresenta più il popolo, tu lo puoi chiamare come da pare, 1100, 200, non caschiamo più nelle vostre trappole, basta, basta, voi con le chiacchiere proviamo ci ad fate arrivare camminare alla i treni. sostanza.